E allora eccoci rientrati in studio per il nostro spazio del Memento. Come dicevo prima della pubblicità, questa sera torniamo ad occuparci della questione della sanità, in particolare della carenza di medici che sta interessando il Veneto e non solo il Veneto, un po' tutta Italia, un fenomeno che diciamo così, per alcuni viene accentuato dall'introduzione della quota 100 e quindi c'è ma anche dal problema del fatto che tanti medici ospedalieri preferiscono lasciare e magari passare alle strutture private. Non solo questo, il problema è mantenere un certo equilibrio della sanità veneta, per cui parliamo appunto di questo, cosa succede se avviene quello che sta succedendo, cioè immissioni di medici di altre nazioni, certo, tipo la Romania, eccetera. Ecco, di questo ne parliamo con l'ospite che abbiamo in studio, saluto il dottor Adriano Benazzato, buonasera dottor Benazzato, segretario regionale e segretario veneto della ANAO Assomed, dunque una sigla sindacale dei medici ospedalieri. Ecco, allora, in questi giorni abbiamo visto sui giornali le notizie, allora la regione assume medici pensionati, addirittura si sta valutando l'assunzione di medici romeni. Cosa sta succedendo? Sta succedendo che i nodi arrivano al pettine, sono già arrivati. Questi sono provvedimenti tardivi, tentativi di tappare le falle, diciamo pure così, perché il problema era nato da tempo, più precisamente da una decina d'anni. Il primo allarme è stato lanciato nella carenza di personale medico nel 2009, mi ricordo un convegno nazionale della FNOMCEO dei medici, e successivamente è stato rilanciato puntualmente. Quindi si è creato un problema perché ovviamente sono stati ammessi alle scuole di specialità un numero insufficiente e inadeguato di specializzandi, più precisamente 5.000 ogni anno negli ultimi 10 anni invece di 10.000. Il risultato finale è stato che questa situazione in relazione con l'anagrafe dei medici in uscita, per motivi ovviamente legati all'età al pensionamento, ha generato questo pericolosissimo fenomeno che può far saltare, sta facendo saltare il Servizio Sanitario Nazionale, e ci sono ovviamente a seconda delle regioni situazioni più o meno gravi. Da noi la situazione è grave, gravissima, ce ne sono in altre regioni le situazioni sono ancora più gravi. Ma scusi, questa situazione era prevedibile? Assolutamente sì. Da quanto tempo? 10 anni. Ci sono studi scritti. Quindi con scienza e coscienza si è arrivati alla crisi. Sì. C'è uno studio che noi abbiamo... Il merito di chi è? Diciamo della scoperta. Della crisi. Della situazione. No, della situazione sono state i blocchi delle assunzioni, ovviamente. E ci sono delle responsabilità che vanno suddivise tra sicuramente gli governi degli ultimi 10 anni, però non dobbiamo dimenticare che anche le regioni hanno le loro responsabilità, perché la programmazione che è stata fatta errata, paradossale, allucinante, è dovuta anche all'azione, perché è una prerogativa delle regioni, indicare il numero degli specializzandi, il fabbisogno delle regioni ed anche la tipologia, cioè che tipo di specializzandi io devo avere. La programmazione è triennale, si ripete ogni anno, si manda a Roma al MIUR, e al MIUR di Roma, la legge prevede questo, la procedura è questa, prevede naturalmente un rapporto poi con il Ministero della Sanità, con il MEF, che autorizzano o meno un certo numero di... Quindi l'iniziativa spetta alla Regione? Assolutamente sì. Non è solo l'iniziativa. Poi nella conferenza Stato-Regioni, e qui sta il punto, le Regioni devono approvare quanto proposto, ovviamente. E le Regioni hanno sempre approvato quanto proposto e non si sono mai ribellate. Voglio dire, la nostra regione, il nostro governatore spesso si è ribellato, se ricordate bene, anche recentemente con il momento della ripartizione del fondo sanitario nazionale, no? Per le quote spettanti alle diverse. Questo non è mai successo per quanto concerne l'aspetto specializzandi, fabbisogno degli specializzandi. Quindi è una cosa che è stata probabilmente ignorata, non si è data adeguata importanza a quanto stava avvenendo. Quindi c'è trascuratezza o c'è... C'è trascuratezza, c'è molta trascuratezza. Quindi l'eccellenza del Veneto, cosa può succedere in questi casi? Ma in questi casi può succedono che
per forza di cose noi abbiamo proposto, di fronte a questa situazione gravissima, se non si riesce, a parte che la situazione della rete ospedaliera del Veneto noi l'abbiamo, tra virgolette, criticata costruttivamente dicendo che è assolutamente ipertrofica. Lo diciamo da 20 anni, lo scriviamo da 20 anni, però non si vogliono mai rivedere. Scusi, per spiegarlo ai nostri telespettatori, sì. Ipertrofia cosa significa intende? Che ci sono troppi ospedali troppo vicini gli uni agli altri. Questo era spiegabile, era comprensibile nel dopoguerra, cioè l'ospedale di campanile di paese, con ovviamente la viabilità molto migliorata e soprattutto con un servizio di 118, va bene, che dovrebbe però funzionare molto bene. È chiaro ed evidente. Ma non funziona bene. No, funziona bene, funziona bene, però se cominciamo a vedere a situazioni come quelle di Rovigo, dove tolgono persino l'infermiere, non il medico, l'infermiere, mettono il soccorritore, lei capisce bene, ed esternalizzano anche il 118, come è successo in questi giorni presso l'ASL di Rovigo, è chiaro che il segnale è molto negativo. Lì i rischi clinici aumentano. Cioè nell'auto, nel furgone, sì, non ci sono persone competenti? Assolutamente no, c'è solo il medico in automedica e l'infermiere in automedica a Rovigo, sarà così. In più è stata esternalizzata una vita privata l'area di Trecenta e di Adria. Quindi viene dimezzata l'efficacia della pronto soccorso? Non so se viene dimezzata, certamente è aumentato il rischio clinico, sicuramente sarà compromessa la qualità delle cure, sicuramente aumenteranno gli eventi avversi, cioè le complicazioni, le complicanze, i problemi, e di questo purtroppo alla fine ne risponderanno sempre gli operatori. In realtà sono condizioni organizzative che sono, diciamo pure così, obbligate dalle circostanze per decisioni superiori alle quali il dipendente non si può sottrarre, quindi è costretto a vivere in quelle circostanze. Questo è uno dei motivi per cui anche molti medici lasciano l'ospedale pubblico per i carichi di lavoro eccezionali, diciamo esagerati, insostenibili, per cui a un certo punto sono costretti a fare una scelta di sopravvivenza. Le faccio un esempio che è paradigmatico, perché è successo qui da noi, Campo San Piero, a giugno dell'anno scorso. Si è dimessa un'intera equipe di pediatri ospedalieri, compreso il primario, tranne un pediatra ospedaliero che credo fosse anche a casa in malattia. Quindi si sono dimessi, hanno lasciato il loro lavoro. E invece di indagare sul fenomeno, sul perché cosa, si è pensato all'epoca, ricordo, basta vedere le rassegne stampa, sono uscite dichiarazioni da parte di esponenti politici e direttori generali che parlavano di provocazione politica, provocazione strumentale. Questo voleva dire già allora non aver capito niente. Quindi fino a giugno dell'anno scorso non abbiamo avuto da parte di chi avrebbe dovuto attenzione, senso di responsabilità e quindi naturalmente reazione. Questo ricade sulla classe dei medici ma anche dei pazienti? Ricade soprattutto sull'utenza, perché ovviamente è l'utenza che ha bisogno. I medici sono gli operatori, si trovano in una posizione in mezzo all'incudine del martello, diciamo così. Un aspetto singolare di questo diciamo, posizionamento del personale medico e infermieristico sanitario sta nel fatto che sono i medici che vengono aggrediti, anche gli infermieri, perché l'utenza, che quando vede dei ritardi, ha delle attese troppo lunghe, è chiaro che molto spesso c'è la persona magari meno equilibrata o un attimino alterata, per cui scatta subito anche l'aggressione non solo verbale ma anche fisica. Questi episodi negli ultimi periodi, negli ultimi mesi sono molto aumentati in tutta Italia, sono una conseguenza della carenza di personale. Ma questo non agevola le cliniche private? Ma sicuramente c'è un processo di di privatizzazione spinta, ma molto spinta, sia nella nostra regione, sia nelle altre regioni, indipendentemente dal colore politico del governo. Questo sta succedendo in Veneto, succede in Toscana, succede in Emilia-Romagna, quindi c'è questo tentativo di si crea in queste condizioni un alibi per privatizzare. L'alibi perfetto, per esempio, per privatizzare è questa storia delle liste d'attesa, che è legata, gli untori sarebbero i medici, ma non è niente vero, no, la libera professione dei medici. L'unica cosa che posso ammettere, è il fastidio di un paziente che ovviamente si vede
diciamo pure così, vede un'attesa di 30 giorni invece di poter fare una visita entro i 10 e magari in libera professione la fa il giorno dopo. Ecco, questo sì può accadere, ma intanto viene svolta fuori dall'orario di servizio. E poi c'è un altro aspetto poco noto: le liste di attesa in tutto il Paese non dovrebbero esistere, perché c'è una legge, che è la 124 del 98, che consente ai pazienti, agli utenti, di avere il diritto ad avere la prestazione entro i termini di legge. Se questo non avviene, c'è una procedura da rispettare, si deve fare una raccomandata al direttore generale, però di questo non ne sa niente nessuno, o quantomeno non viene pubblicizzato. Perché? Perché il paziente dovrebbe essere visitato in libera professione intramuraria e il costo di questa visita sarebbe a carico dell'azienda. Ecco, a chi bisognerebbe inviare questa lettera? Al direttore generale. Dell'ospedale? Dell'azienda, direttore generale dell'azienda, dichiarando che ha prenotato la visita tal dei tali, che l'appuntamento è stato erogato 2 mesi, 3 mesi dopo, va bene, a seconda del tipo di prestazione, e quindi naturalmente lui richiede che sia invece erogata nei termini di legge in base alla legge che le ho appena citato. C'è un modulo, ci sono dei prestampati, basta andare su Google e cercare cittadinanza attiva, modulistica, la compila, la manda con una raccomandata, sono obbligati a farlo. E su questo aspetto qui ho anche chiesto un parere legale come sindacato, positivo, perché ovviamente alcune regioni cercano di giustificare questo no, non si può fare, in realtà anche se è datata si può fare. Ma questa iniezione... Alcune regioni lo fanno. Queste iniezioni di medici, diciamo, non italiani, sì, è praticabile e vantaggiosa? Le dirò che è assurda, per una semplice ragione. È assurda la scelta del medico pensionato, è assurda la scelta del medico, appunto, chiamiamolo estero, può essere un bravissimo collega. Ci sono anche problemi di lingua, quindi di comunicazione con i pazienti, ovviamente, e di comprensione, che è fondamentale. Non stiamo parlando di operai che lavorano in una fabbrica, magari in silenzio, e quindi svolgono il loro lavoro manuale. Stiamo parlando di medici o di infermieri che si devono relazionare con i pazienti o con gli utenti che sono ricoverati o sono in ambulatorio. Il cosiddetto effetto placebo, no? Questi problemi ci sono e lo sappiamo dei pazienti, ovviamente, perché per primi sono arrivati gli infermieri esteri, d'accordo, rispetto ai medici. In realtà non ha molto senso, perché dal 1° gennaio di quest'anno c'è una norma nella legge di bilancio che consente la partecipazione dei medici specializzanti dell'ultimo anno ai concorsi pubblici. E quanti sono? In Italia sono attualmente 6.200, in Veneto, ho fatto io i conti, sono 600, quindi 6.200 oggi, 6.200 tra qualche mese, a settembre, quando inizierà il nuovo anno accademico, quindi un pacchetto di 12.500 medici. Lei consideri che fino ad oggi, in 10 anni, abbiamo perso, ce ne sono andati 10.000 medici, quindi ce ne sono a disposizione 12.500. Il Veneto ha circa 500, attualmente sono 552, diciamo 500, ci aggiungiamo le 90 borse di studio statali, le 90 borse di studio regionali, arriviamo quindi quasi a un 600 rotti, insomma, in sostanza, con un aumento poi ipotizzato, ho visto oggi sulla stampa da Coletto, sottosegretario, di ulteriori 200 borse di studio, vedremo se verranno ovviamente finanziate. La notizia è questa, che lei capisce bene che comunque arriviamo a 850 specializzandi dell'ultimo anno. Allora lei capisce che se ogni anno abbiamo, con i numeri attuali, 450 specializzandi dell'ultimo anno, questi possono partecipare ai concorsi e essere immediatamente assunti. E le dirò che partecipano, perché 7 giovani chirurghi si sono presentati a un concorso per chirurghi, banditi dall'azienda Zero, sono stati non ammessi, rifiutati. Ci hanno contattato, perché un paio sono nostri iscritti, ovviamente protestando, perché loro sapevano, erano informati che dalla legge di bilancio c'era questa opportunità e possibilità.
e non sono stati, abbiamo spiegato, poi ammessi perché questi concorsi sono stati banditi praticamente poco prima del 31 dicembre del 2018. Però la Regione Veneto qui ha un po' di responsabilità, ce l'ha, perché ha ritardato di 2 mesi l'attuazione di questa norma. La Lombardia, che è partita a razzo, in 30 giorni ha fatto tutto, e i concorsi già da gennaio, praticamente banditi a fine gennaio, potevano partecipare gli specializzandi della Lombardia. Ho capito. Quindi c'è una lentezza all'interno della Regione e una poca capacità di percepire quelle che sono le esigenze degli... Sembrerebbe di sì, da come si muovono, perché sono diciamo, scelte, sono movimenti privi di logica. Sì. Vuol dire non aver chiaro un attimino quali sono gli strumenti e le possibilità da utilizzare. Certo, certo. Beh, senta una cosa, a questo punto ecco, c'è l'altro aspetto, l'aspetto economico anche, certo. No? Che è un aspetto importante. I Molto medici importante. sono ormai... I medici il contratto è bloccato da 10 anni. L'aspetto più importante, ormai insostenibile, sono le condizioni di lavoro pesantissime, ripeto. L'aspetto economico però ha una sua importanza, in altri paesi europei sono pagati il doppio o il triplo. Per gli aspetti economici se ne stanno andando i medici stranieri, i cosiddetti medici stranieri che dovrebbero essere utilizzati qui in Italia se ne vanno, basta sentire cosa ha dichiarato il presidente dell'Associazione Medici Stranieri in Italia. Sono 19.000 i medici stranieri in Italia che lavorano quasi prevalentemente per il privato, perché come saprete non possono partecipare ai concorsi pubblici perché non sono cittadini italiani. Questi medici, che sono di nazionalità le più disparate, anche extracomunitari, il 25% sta già rientrando, sta andando in altri paesi o sta addirittura ritornando nei propri paesi perché sono migliori le condizioni economiche, neanche le condizioni di lavoro, le condizioni economiche, ecco, e guadagnano di più. E quindi lasciano. Senta, un'ultima cosa, il Servizio Sanitario Nazionale che destino ha? Ma se non si assumono provvedimenti rapidamente, il destino sarà quello del default. È chiaro che a questo punto inizieranno ad essere chiusi servizi, reparti, siamo già in queste condizioni, sia chiaro, perché per esempio 118 a Treviso non ha funzionato, hanno dovuto esternalizzare, ma non è, voglio dire, ce ne sono altri che stanno arrivando, sia ben chiaro. Certo. Ci sono medici che sono stati assunti nei pronti soccorsi, giovani medici che non hanno esperienza, scaraventati in pronto soccorso, voglio dire che non sanno, sono magari ragazzi, persone preparate, ma non sono abituate all'ambiente, non hanno una conoscenza delle procedure anche informatiche oltre che cliniche, quindi hanno bisogno di un addestramento sul campo che richiede mesi. Infatti diversi primari di pronto soccorso del Veneto non li mettono a fare le guardie da soli, per cui i medici in servizio, i più anziani, fanno un'ulteriore fatica perché devono coprire le guardie che questi non fanno. Non so se mi spiego, è tutta una situazione un po' complicata, complessa, che genera poi distorsioni, carichi di lavoro esagerati, per cui le persone a un certo punto staccano la spina. Quindi prima. C'è una dose di eroismo da parte dei medici? Sì, della vecchia generazione sì, c'è eroismo, molto eroismo, perché nessuno sarebbe così folle da vivere in queste condizioni. E i giovani che vedono i vecchi, proprio per questa ragione, scappano, cioè capiscono che fare quel tipo di vita per tutta la vita, dicono no. Riflettono bene anche sulle specializzazioni da conseguire. Infatti abbiamo dei problemi perché nella scelta le specializzazioni più rischiose non vengono più scelte, soprattutto le branche chirurgiche. Bene, un tema sul quale bisognerà assolutamente ritornare. Sì, Tullio, senz'altro, perché mettiamo a confronto queste tematiche in una trasmissione apposta, certo, che approfondiremo, perché il Veneto ha bisogno della sanità, perché è un'eccellenza. Certamente sì, sarebbe un guaio perderla. Certo. Allora, grazie al dottor Adriano Benazzato per essere stato qua con noi, segretario regionale Veneto di ANAO Assomed. Allora adesso andiamo in pubblicità, un breve break pubblicitario, poi parliamo di un'altra piaga del Veneto ormai, e parliamo dei risparmiatori truffati delle banche, ritruffati, dei tanto attesi rimborsi. A tra poco.